3 laboratori per 2500 metri quadrati in quel di Mestre, all'Angelo per un controvalore di 8 milioni e 330 milioni di euro di infrastrutture, e poi questa piastra angiografica che comunque riguarda la neuroradiologia e la radiologia interventistica con 4 sale e non solo, ancora una volta grande innovazione. Questo lo dobbiamo ai tanti operatori di altissima qualità che abbiamo, in modo tale che possano continuare in questo loro percorso di crescita e di qualità delle cure. Taglio del nastro all'ospedale di Mestre per l'inaugurazione di 2 nuove strutture, il sistema integrato di laboratori e la nuova piastra angiografica già operativa nel lab dell'Ulse 3. Al piano terra il laboratorio permette di rendere più efficiente il processo di analisi dei campioni, ridurre quasi allo zero gli errori umani e aumentare la velocità delle operazioni. Almeno 2 sono collocati invece i laboratori di genetica e citogenetica e quello di microbiologia. 2 anni e mezzo di lavori. Una struttura che era il grezzo inutilizzata, che è stata trasformata in un massimo dell'efficienza, direi, sia sulla parte del laboratorio sia sulla parte della diagnostica e dell'interventistica angiografica. È un lavoro importante. È un lavoro che pone la struttura di Mestre, l'ospedale dell'Angelo, al vertice sia da un punto di vista tecnologico, ma direi anche da un punto di vista professionale, perché nel frattempo sono cresciute le professionalità, sono entrati nuovi professionisti e quindi noi possiamo raccogliere con sicurezza anche le sfide del futuro. Questa è la parte di radiologia interventistica, si trattano tantissimi tipi di patologie. In primis direi lo scopo, diciamo, d'urgenza, forse è quello più significativo, che adesso una gestione è la gestione più complessa, diciamo, ma naturalmente ci sono anche tante patologie diciamo d'elezione che vengono trattate dal punto di vista oncologico, dal punto di vista urologico, e quindi tantissime cose, con anche la parte naturalmente bioptica. Grazie al nuovo sistema integrato, l'ospedale di Mestre è in grado di gestire gli esami di laboratorio dell'intera rete ospedaliera dell'azienda sanitaria e continuerà a essere affiancato da laboratori per la gestione dell'urgenza nelle strutture SPOC di Venezia, Mirano, Dolo e Chioggia. Questa è la testimonianza come noi, la sanità veneta, continua a investire e non si ferma rispetto ai bisogni, rispetto alle necessità, rispetto alle nuove ultime tecnologie. Ogni anno investiamo più di 70 milioni su attrezzature di ultima generazione e anche l'automatizzazione di questi laboratori che abbiamo visto, nonché questa nuova piastra appunto tutta totalmente con tecnologie di avanguardia, ne mette in evidenza.